Ha approfittato dei saldi? No, non ancora. Sto guardando, sto valutando. Fa la ricognizione? C'è la ricognizione, esatto. Cosa ha comprato? Un paio di sandali, 3 magliette. Ha trovato convenienza? Sì. Sì, beh, adesso oggi ritornerò a prendere qualcos'altro. Chi per il momento guarda solo e ancora non si butta sugli acquisti, chi invece ne approfitta subito il primo giorno. Quel che è certo è che i saldi vogliono comprare, sono già tantissimi i padovani che nel primo giorno di ribassi hanno già fatto molti acquisti. Comprato per le figlie. Per lei niente? Niente, solo per le figlie. No, per ora ben poche cose. Diciamo che è andata avanti con gonne e vestiti, quindi io da bravo fidanzato mi propongo insomma per fare da accompagnatore. Ho comprato varie cose, forse anche qualcosa che non mi serviva. Succede così con i saldi? Sì, esattamente. Non ho trovato quello che mi serviva, però ho comprato cose che non mi servivano. Un pantalone e una camicia. C'è convenienza? Sì, tanta. Vestiario e scarpe, ma anche cosmesi, gli articoli più venduti, molte le vetrine che propongono percentuali di saldo del 50%, nonostante la calura le vie del centro sono piene di gente. Per molti commercianti i saldi rappresentano una boccata d'ossigeno vista la primavera infelice caratterizzata da temperature quasi autunnali, pochissimi capi estivi venduti. I saldi però, denunciano le associazioni di categoria, ormai partono sempre prima e di fatto ad estate appena iniziata. Per cui una boccata di ossigeno sicuramente. Diverso il discorso guadagno. In ogni caso è monetizzare il magazzino. Il problema dei saldi rimane quello però della data. Io ho sempre sostenuto che o i saldi sono vendite di fine stagione o sono altra roba. Se sono vendite di fine stagione allora bisogna portarle nella giusta data. Noi stiamo proponendo almeno i primi di agosto. Benvengano, secondo le associazioni di categoria, i controlli del comune per smascherare i commercianti che taroccano il cartellino. Gli esercenti onesti devono essere tutelati. Secondo le stime di Confesercenti, una famiglia padovana spenderà in media 170 euro durante questi saldi per un volume d'affari di circa 45 milioni di euro. 170 euro perché? Perché 100 euro in questo periodo sono stati già spesi in questi giorni con i famosi annuncini che arrivano, messaggini che invitano ai presaldi. Ecco, questa è un'azione che noi non riteniamo in linea con la logica dei saldi e che contrastiamo in tutti i modi.